Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Andrea, a te la linea. Grazie. Adesso tra un po' ci colleghiamo con Brian Sciretti perché ci parlerà un po', come sa fare lui, del mondo dialettale, e poi avremo modo di approfondire anche la lingua mantovana oggi, il mantouen, che è una lingua straordinaria, assolutamente originale, difficile da collocare in maniera categorica all'interno della Lombardia, almeno la Lombardia, diciamo così, linguistica, e alla fine vedremo anche qualcosa sulla Settimana Santa. Io ho già parlato molto negli anni scorsi delle settimane sante italiane, che sono tutte straordinarie, con delle performance, delle processioni, dei riti che pochi altre nazioni hanno. Stavolta è il turno di Taranto, la città vecchia, che è una dei gioielli dei monumenti del contesto italofono, e soprattutto i confratelli incappucciati danno luogo a un cammino di penitenza lungo 15 ore, pensate un po', nella magica città vecchia di Taranto. Ancora, se Brian non è ancora collegato, volevo dirvi della morte di Vargas Llosa, il famosissimo scrittore, ma ne riparliamo sabato, mentre è venuto meno Andrea, anche scusami se ti interrompo. Brian Sì? Sciretti è in linea? Al telefono. Benissimo. Al telefono però. Va bene, finisco il concetto. Soltanto è morto anche Franco Abruzzo, grande patron dei giornalisti lombardi, e avremo anche in questa occasione modo di riparlarne sabato. Allora, Brian, ci sei? Allora, Brian Sciretti, studioso davvero molto particolare, di enorme sapienza in tanti campi, ma tra l'altro anche nel mondo linguistico, con questa pagina YouTube che tanto successo, appunto, Lingue d'Italia. Allora, Brian, io due riferimenti. Ho letto qualcosa un po' di tuo di sardonico negli ultimi tempi sul problema dei dialetti, dei cosiddetti dialetti in Italia. Cioè, hai usato un tono, mi sembra, un po' ironico, rancoroso, ma in maniera sempre brillante, come sai fare te, contro il fatto, appunto, che non si riesce a prendere in considerazione il valore e il ruolo dei dialetti. Ecco, poi abbiamo oggi un focus su Mantova, perché l'hai studiata come città, come provincia in modo particolare. Io l'ho messa nel promo, l'intera provincia, che è strutturata in maniera anche composita, insomma, o c'è l'oltrepo mantovano, c'è la zona che dà verso Brescia, la zona che dà verso Cremona, ognuna con una propria particolarità anche linguistica. Ma incominciamo dal generale. Brian, è un mesetto e più che queste onde non godono del beneficio di averti presente. Allora, su cosa stai riflettendo? Cioè, ci vuoi un po' rifare il punto sul problema dialettale in Italia, secondo te, Brian? Allora, io penso che tu ti stessi riferendo al video che ho intitolato "Il dialetto spopola su internet ma sta morendo lo stesso", che appunto sia una considerazione un po', il titolo ovviamente molto sintetico, sul fatto che, per quanto sia vero, come fanno notare molte fonti di informazione, che l'interesse per le lingue locali in Italia è in crescita su internet, il che è vero, questo semplice fatto, senza un'azione fatta bene da parte del mondo associativo, del mondo degli appassionati e anche dalle istituzioni, non vuol dire portare a nulla. E quello che tu citavi come problema dialettale è sicuramente un problema di lunga data sul come si deve interfacciare la diversità linguistica italiana con, possiamo dire, la necessità di una lingua unica. Tanti paesi hanno trovato risposte diverse, ci sono paesi dove la gente usa quasi solo la lingua locale, ma fa finta a livello istituzionale di usare quella ufficiale, classico esempio la Svizzera tedesca. Ci sono altri paesi dove esistono vere e proprie situazioni di bilinguismo più o meno paritario. In Italia, tranne per alcune lingue più o meno tutelate, perché al di fuori della provincia di Bolzano le tutele sono molto problematiche, si fa finta di nulla, e
si fa finta appunto che non ci sia il problema. Quando qualcuno fa un'iniziativa privata come il recente Topolino, che è stato poi ristampato in torinese, e altre varietà che adesso non ricordo, si dice che bello, che bello, che bello, ma poi non si fa nulla di pratico per salvare questo patrimonio, il che è un peccato. È come se avessimo un museo che si sta sgretolando davanti ai nostri occhi, e tutto quello che fa la gente è essere contenta quando qualcuno viene a visitarlo senza porre nessun'opera di restauro. Sì, la triste realtà. Io mi sono misurato da direttore del Centro Regionale delle Culture Lombarde. C'è una forma di ostracismo, conscio o inconscio, larvato, da parte di grande fetta dell'intelligenza, e a parte posizioni preclare e dirette e frontali come quella dell'Accademia della Crusca, ma ci sono, quello che conta invece in realtà è la divulgazione giornalistica, mediatica, eccetera, eccetera, che al di là di alcune perle, usiamo questo termine ironicamente, alcune perle che, come hai detto tu, Topolino, ma anche altre cose che sono emerse recentemente in altre regioni d'Italia, che assumono a volte quasi un carattere goliardico, appunto, che è fine a se stesso. Al di là di questo non si procede lungo una via più sostanziosa, insomma, per riuscire in qualche modo a difendere queste realtà, ecco. Quindi è una questione annosa che in parte denunciava a modo suo Tullio De Mauro, anche se Tullio De Mauro, morto oramai da un pezzo, aveva scritto questa storia linguistica d'Italia in una dimensione distaccata e realistica, però la posizione di De Mauro sapevamo che era perlomeno quella appunto di dovere perlomeno salvaguardare questo patrimonio senza dilapidarlo a fronte appunto del successo sempre più incalzante di quel televisivo, quel italiano televisivo, no? Che è fatto poi di poche parole, di poche battute, di poche espressioni rispetto magari alla ricchezza proprio del mondo dialettale. Quindi tu che cosa hai delle proposte in cantiere, al di là poi di tutte le tue iniziative bellissime che già sono un patrimonio straordinario, ma che cosa proponi in maniera un po' più determinata, Brian? Allora, io penso che quello che noi possiamo fare è sempre chiaramente limitato dalle nostre abilità e capacità. Per scrivere, ad esempio, una proposta concreta di legge ci vuole chiaramente una esperienza legale che io penso che quello che noi possiamo e dobbiamo in un certo senso fare è fare quello che sappiamo fare. Ad esempio, se qualcuno di noi ha contatti in un luogo che è bello, che è un luogo che merita di essere visitato, può provare a organizzarci una visita guidata. Io ho in preparazione per il 22 maggio, che è un giovedì, una visita guidata al Museo della Cagranda a Milano in milanese con l'aiuto dell'antica credenza di Sant'Ambrogio, che è una eccellente istituzione dialettale lombarda. Sto lavorando, non so se sarà quest'anno, per il prossimo, per una visita guidata alla Certosa di Milano in dialetto. E poi c'è anche in fase di progettazione la replica della Wikiconferenza linguistica lombarda, che dovrebbe essere per ottobre. Benissimo, benissimo. Tra l'altro, appunto, la tua predisposizione anche al mondo non facile, ecco, specialmente per personaggi âgé come me, al mondo del digitale, dell'informatica, del new media, social, eccetera, favorisce sicuramente un'intesa con queste forze emergenti che ridarebbero fiato e lustro. Anzi, personalmente vedo il tuo ruolo provvidenziale, perché tu non sei neanche quel tipo di studioso, senza far nomi, e ci leviamo tanto di cappello, che però è un po' chiuso in una turris eburnea, no? E si dice, si lamenta, oppure fa i suoi studi, fa le sue proposte, ma poi in realtà non va verso la gente. Quindi tu sei anche il divulgatore, sei il mediatore, sei colui che riesce a far intendere personaggi di mondi diversi fra di loro, in modo che riescano a portare avanti questo determinato progetto. Quindi è davvero davvero lodevole questa tua capacità innata probabilmente, ma poi anche l'esercizio, l'approfondimento che hai fatto,
comunque la padronanza assoluta della materia, e questo è molto importante, sono tanti gli aspetti che vanno rilevati. Senti, oggi però vogliamo incentrarci di più, proprio se vogliamo non casualmente, su una lingua, su diciamo un codice linguistico geografico particolare, che è il mantovano, che ha sempre suscitato un vespaio di spunti, di approfondimenti, di rivolgimenti mentali, eccetera. Ed è poi tipico anche proprio di tutte quelle zone, che in Italia sono tante, anche al nord, di confine, di contiguità fra regioni vicine. In questo caso poi addirittura si parla di 3 regioni che confluiscono nel mantovano, con ovviamente una presa di posizione diversa a seconda dei punti di vista. Io sono molto in contatto anche col Fogolair Mantouen, che ha degli ottimi leader, ma che ovviamente difende una sua peculiarità al di là di tutto, cioè queste associazioni locali sono benemerite, ma ovviamente tendono nel loro amore infinito per la propria piccola patria, tendono a non riuscire a confrontare, a capire tutto l'insieme, l'intreccio delle realtà linguistico-dialettali, no? Non trovi? Quindi allora entriamo in tema, Brian. No, esatto. Cioè, le associazioni locali fanno un ottimo lavoro, in larga parte senza di loro sarebbe impossibile studiare le varietà in questione e sarebbero molto meno tutelate nei fatti. Il problema è che spesso, appunto, un po' per inesperienza, perché molto spesso non sono linguisti formati in linguistica, ma sono linguisti appassionati, che non è assolutamente un male, ma ovviamente lascia dei buchi nella formazione. Un po' per il classico pregiudizio italiano che siccome il dialetto cambia da zona a zona allora sono lingue diversissime, e un po' per amore per il proprio territorio c'è questa tendenza a non guardare l'insieme, che però è necessario fare se si vogliono fare delle cose importanti, come mettere giù anche un dizionario fatto bene, un'ortografia, o semplicemente capire come si è evoluta la lingua. Il caso del mantovano è forse emblematico, appunto perché oltre all'incontro di 3 regioni e quindi di 3 sistemi linguistici, per non parlare del fatto che il mantovano con il lombardo confina sia con quello bresciano, che è peccatamente orientale, sia col cremonese, che anche lui è in una posizione un po' più dubbia. C'è anche il fatto che ha avuto uno stato indipendente per molto tempo, quello del marchesato poi ducato di Mantova, comunicazioni un po' varie per via del fatto dei transiti del Po, del Mincio, le strade si comunicavano un po' come volevano, e tuttora Mantova, ad esempio, è ben più collegata con certi centri dell'Emilia e con Brescia che con Milano, e questo ha portato a una situazione linguistica particolare che non è stata molto studiata, perché il Biondelli, che è stato il padre della dialettologia gallo-italica, ha detto è emiliano, e da lì tutti si sono fidati. Il problema è che il buon Biondelli aveva una visione dell'emiliano molto larga, lo faceva arrivare fino a Pavia e oltre, quindi lo faceva probabilmente perché teneva molto a conto il vocalismo mantovano, come quello pavese, può sembrare emiliano, ma adesso che si è ripresa un po' in mano la questione, ad esempio ne ho parlato varie volte con Daniele Vitali sul canale, è molto difficile affermare che tutto il mantovano sia emiliano. È molto probabile che ci sia un'area che corrisponde a Sermide Felonica, che parla sostanzialmente ferrarese, con qualche piccola differenza rispetto al capoluogo, ma quello sempre. Poi vi è un'area un po' indefinita, potremmo dire, dove c'è Viadana, dove si parla un dialetto che è sostanzialmente di tipo casalasco, e non si capisce bene dove andrebbe messo. Si tende a considerarlo di tipo lombardo, ma sarebbe un lombardo sui generis. Vi è poi l'area che hai citato anche tu prima dell'Alto Mantovano, che è pacificamente bresciana, in perfetta continuità con la bassa bresciana, e poi vi è quella che è l'area un po' del contendere, che è il mantovano propriamente detto, quello quindi città di Mantova e zone a essa connesse, zone che gravitano intorno a Mantova. E quello che si nota in questa zona, che è proprio da un lato il migliore esempio di quello che è un continuum linguistico, dall'altro
del come le comunicazioni poi possono influire sulla lingua, è il fatto che il sistema tipicamente è ragionevolmente simile al lombardo su tante cose. Però nella bassa iniziano a esserci dialetti che utilizzano la quantità vocalica distintiva, che è un tratto tipicamente emiliano, all'emiliana e non alla lombarda. Però per il resto sono molto più simili al lombardo che all'emiliano, almeno a quanto pare adesso. E è una situazione veramente un po' complicata, perché poi ci sono dialetti che hanno un vocalismo che a orecchio sembra molto emiliano, poi ci si sposta magari in periferia e ci sono dialetti invece che hanno un vocalismo tipicamente più lombardo. E quello che si nota, tra l'altro, è che rispetto ad altri casi fonetici della Lombardia orientale, se vogliamo definire Mantova la Lombardia orientale, per tante cose segue la Lombardia occidentale. Per esempio non c'è, tranne nei dialetti alto-mantovani, il classico passaggio di I in E, quindi in che e in che. E non c'è neanche il passaggio di U in E, che è tipico dei dialetti orientali. Quello che ho notato adesso è che c'è una certa tendenza a voler considerare il mantovano propriamente detto come lombardo, per quanto non ci sia assolutamente consenso su come considerarlo lombardo. Sarebbe al momento un lombardo appunto sui generi, su un lombardo alla sua maniera, che non verrebbe ascritto né al lombardo occidentale né al lombardo orientale. Guarda, trovo un parallelismo con un'altra area che a me piace molto turisticamente d'Italia centrale, che è quella dell'Umbria settentrionale. Nell'Umbria settentrionale non tutti l'hanno frequentata, perché non si sta parlando di Assisi e neanche di Gubbio, ma della zona di Città di Castello. Cosa succede? Che nella parte più contigua alla Toscana si sente molto la pressione dell'Aretino, no? La si sente di San Sepolcro, della zona dell'Aretino orientale, che insomma cerca appunto di aspirare una serie di elementi che conosciamo. Nella parte della Campania più a nord e verso, quindi nord e nord-est, abbiamo l'influsso fortissimo del romagnolo e dell'urbinate, che è ancora un tipo di lingua diciamo non marchigiana pura, ma fortemente condizionata dal celtismo, del tardo celtismo romagnolo. Nella zona più urbana, perché io ho magnato, ecco scusa se uso qui il termine dialettale, davvero una straordinaria cena a Città di Castello, vige l'umbro romanesco, che l'umbro romanesco ha proprio delle caratteristiche tipiche dell'Italia più centrale vera, naturalmente, no? Quindi c'è questa triade. Trova triade anche a Mantova, come dicevi, appunto il lombardo verso nord, verso sud l'emiliano, e verso est c'è perfino un lembo veneto, o sbaglio, Brian? C'è perfino un lembo veneto, no? Un lembo veneto, in alcuni posti è proprio spiccatamente veneto, in altri una certa cosa abbastanza rara, perché non sono molto comuni i dialetti di transizione gallo-italico-veneto. Ci sono sezioni che hanno caratteristiche gallo-italiche e caratteristiche venete insieme, ma anche talvolta nei dialetti pacificamente lombardi di Mantova sorgono a caso degli elementi veneti. Ad esempio, non mi ricordo in quale, forse in una frazione di Poggio Rusco, ti è piaciuto, si diceva che piasesto come in Veneto, però il resto del dialetto era strutturalmente gallo-italico. Del tema dell'Umbria abbiamo parlato abbastanza velocemente nell'ultima live con Daniele Vitali, e sì, effettivamente è un territorio molto interessante, dove anche lì varie influenze linguistiche, forse perché non è stata un polo molto forte a livello comunicativo. Certo. Si è sviluppato un sistema dove sussistono sicuramente più lingue che interfacciano, poi sicuramente si può definire come centrale, però mi sembrava che proprio Daniele aveva accennato al dialetto di Città di Castello come particolarmente interessante per quanto riguarda tante cose, per quanto riguarda alcuni tratti che, pur essendo chiaramente un dialetto centrale, l'ho preso adesso dal sito bulinice.com, che è una raccolta
della favola del vento e il sole registrata in molti dialetti d'Italia, ve lo consiglio, ha alcuni tratti che lo avvicinano ai dialetti che sono più a nord a livello fonetico, se non ricordo male. Assolutamente, nella zona di campagna. Peraltro questo problema si ripropone in tante città italiane, c'è proprio la differenza tra la città e la campagna. Penso anche a Lodi centro si sente molto la pressione del milanese, in campagna c'è più un'affinità col cremasco e quindi con la ventata che arriva dalle Orobbie, da nord delle Orobbie, è straordinaria. Ecco, anche qui è un'altra città bellissima lombarda, ecco, Lodi, che ha queste caratteristiche. Senti, siamo arrivati al break, quindi adesso noi ci concediamo, se ce lo permette anche la nostra bravissima Sveva, la nostra regista, davvero un minuto di calma. Ci sentiamo dopo. Ok. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Sveva. Senti Brian, io ho avuto modo di conoscere negli ultimi anni della sua vita il noto dialettologo e cultore della lingua milanese Claudio Beretta. Claudio Beretta aveva una serie di tesi molto particolari, perché i suoi studi si allargavano dalla Lombardia al resto del nord Italia, però aveva conoscenze anche di radici robuste, antiche. La sua tesi, abbastanza clamorosa, era che il mantovano costituiva in origine, poi dopo ci sono state, ma uno zoccolo duro di lombardità affine addirittura alla cremasco e al milanese. Ecco, è una tesi clamorosa naturalmente, no? Tipicamente berettiana per lo spirito trasgressivo che aveva quest'uomo davvero particolare che era Claudio Beretta. Però ci colpì tutti quando lui in Regione Lombardia, appunto proponendo un certo tipo di collaborazione da parte dei suoi amici mantovani, ecco, veniva appunto come hai appena detto tu, a inserire, a classificare il mantovano come decisamente lombardo. Che poi ci fossero stati, diceva Beretta, degli influssi, dei condizionamenti che arrivavano da altre regioni, questo è un altro discorso. Ecco, perché lui faceva questo tipo di paleolinguistica, no? Tu cosa ne pensi di questa faccenda, Brian? È molto probabile che sia andata così, non sappiamo i dettagli perché appunto non è molto studiata come area. Per fortuna adesso si è un po' ripreso lo studio del confine lombardo-mantovano, lombardo-emiliano, dato per scontato fino a poco tempo fa. Però è ben possibile perché, come già dicevo, per certe caratteristiche il lombardo milanese è più vicino al lombardo mantovano che ad altri. Ad esempio c'è un'applicazione molto interessante che utilizzo molto spesso nei miei video, che si chiama Dialect Parsing. Fondamentalmente fa dei calcoli matematici sui punti dell'Atlante italo-svizzero. Nota cartina linguistica, credo la più dettagliata che abbiamo per le lingue d'Italia. E effettivamente sia il cremonese, per quanto la varietà che ha lui è di Pescarolo, quindi abbastanza provinciale, sia i dialetti mantovani vengono classificati nello stesso gruppo del lombardo occidentale. Effettivamente a livello fonetico ha molto poco di lombardo orientale il mantovano. A livello grammaticale è un po' ambivalente. Un esempio che ho citato anche nel mio video è il fatto che il participio si può fare sia, ad esempio, piaciuta, a Milano diremo piaciuta, a Bergamo direbbero piasida.
e questo si può fare in entrambi i modi nel mantovano. Ma quello che è appunto interessante guardare è il fatto che se uno deve dire piaciuto, gli direbbero piaciu o piasi, non direbbero piaciut o piasit come direbbero in un dialetto orientale. Quindi è ben possibile che partendo da una base, diciamo, lombarda comune e non avendo poi subito tutte le evoluzioni tipiche del lombardo orientale, il mantovano sia per certe cose rimasto un po' più puro, ed è capitato a volte che effettivamente se uno andava a ricostruirsi la forma, diciamo, nativa, non è proprio il metodo migliore per spiegare la cosa, ma penso che ci siamo capiti, la forma standard, potremmo dire, se qualcuno volesse fare uno standard lombardo, si trova quella che è la forma del mantovano. Certo, tra l'altro volendo fare un paragone con il resto della bassa Lombardia, indubbiamente la pressione che viene da un celtismo o pseudo-celtismo, conosciamo appunto la tua tesi che non è di totale affidamento a un sottostrato di chiara impronta celtica, insomma comunque di una pressione che veniva da Bergamo e da Crema verso sud, che ha condizionato sicuramente in parte Lodi la Campania, ha condizionato il Cremonese, ma che non è riuscita a condizionare il mantovano. Al nord, perché io nel raggiungere i miei cugini emiliani faccio delle strade tutte contorte e distorte, e a volte esco a Brescia per farmi tutto il mantovano da nord verso sud e arrivo poi appunto fino a Quistello e al Ferrarese, ecco, perché loro stanno al confine fra Bologna e Ferrara. E fermandomi a bere vari caffè di cui ha bisogno il mio corpo fragile per riuscire a procedere, oppure fermandomi a mangiare una volta a Poggio-Rusco, devo dire una delizia, ecco, non faccio il nome del ristorante per non far pubblicità, però è veramente qualcosa di eccezionale. Mi sono accorto di differenze notevolissime tra nord e sud, perché è vero che comunque la parte a nord della provincia di Mantova risente ancora soprattutto dell'accento, della pronuncia, della cadenza bresciana, molto che poi proprio si scioglie come neve al sole man mano che arriviamo nella città e nell'oltrepo, ecco. Quindi, ma probabilmente Mantova, non essendo stata una grossa città, non è riuscita a imporsi su tutto il territorio nella sua particolarità, no? Come dicevi tu poco fa, che è assoluta e originale, ecco, non è comparabile ad altre, no? E quindi tutto questo diorama, tutta questa complessità crea scompiglio nella mente dello studioso, perché alla fine diventa difficile riuscire a dare una precisazione anche rispetto ad altre province più omologhe, no? Più compatte. Mi viene in mente la provincia di Bergamo, mi viene in mente il Varesino, robe di questo genere. Ecco, quindi questo è un altro problema effettivo del mantovano, e quindi tutto questo ci induce a usare sempre un termine di cautela rispetto a tutta questa determinata realtà, e anche rispetto al fatto, e chiudo, che a Mantova è nato Virgilio, quindi un poeta che ha scritto in latino, va bene, apparteneva all'universo dell'antichità, ma che ha pesato in maniera ingombrante rispetto alla dimensione più identitaria dialettale, perché ha finito per far dimenticare quelli che erano poi. Però è anche vero che ci sono stati degli altri autori molto interessanti che nel 500, 400, 500, 600 hanno portato avanti un maccheronico, no? Un maccheronico mantovano, latino, italiano, toscano, che è qualcosa di assolutamente delizioso, come quella gastronomia di cui ti parlavo prima. Cosa ne pensi, Brian? Allora, che su Mantova c'è anche da dire che, per quanto non fosse chiaramente un grande impero, ha tentato le sue espansioni. Comunque la parte alto mantovana è stata presa intorno al XV secolo, quando probabilmente la lingua era già quella, quindi era già sostanzialmente bresciana, e noi sappiamo che il tratto, ad esempio, della caduta delle N, o anche molto probabilmente i passaggi che ho citato prima, c'erano già all'epoca. Mentre invece la parte intorno ad Asola, lì è stata ad epoca sostanzialmente intorno all'Unità d'Italia, quindi
è un'area che si capisce bene perché fosse bresciana. Relativamente all'identità c'è anche da dire una cosa, che Mantova, proprio per la sua autonomia storica, il non essere riconducibile alla classica dicotomia Lombardia occidentale, che è quella del Ducato di Milano, e Lombardia orientale, che è quella che anche lei nel Ducato di Milano poi è stata presa dai Veneti, si aggrappa al tema lingua per definire un po' la propria identità, e anche in modo, possiamo dire, sensato, perché comunque per molte cose, come dicevo, Mantova è più collegata con l'Emilia Romagna che con la Lombardia, specie con il centro della Lombardia che è Milano. E quindi il definirsi di dialetto emiliano per molti mantovani è anche un modo di, appunto, rimarcare la propria identità. Noi siamo Guarda, è un caso simile in questo a Novara, che conosco molto bene perché mio papà era di Novara. Cosa succede a Novara? È evidente che il novarese, il registro linguistico novarese è più lombardo che piemontese, ma loro, i novaresi, si considerano prepotentemente piemontesi, proprio per rimarcare una distanza rispetto a una Milano che divorerebbe, non solo sul piano linguistico, ma anche culturale, economico, eccetera, la città stessa, no? Quindi in questo senso c'è proprio quello che tu hai appena detto, è molto forte nel nord Italia come soluzione strategica, no? Di tipo comunicativo, ecco, che ho trovato anche. E poi ci sarebbe, per chiudere il cerchio, quella questione del Trentino, laddove le valli sud-ovest del Trentino non hanno niente di Veneto, ma proprio niente, e lì c'è un misto, no? Un continuum lombardo-tridentino che è abbastanza complesso, no? Quelle valli alte sopra riva del Garda, eccetera, non trovi? Sì, no, il Trentino è un po' un mondo a sé, nel senso che più che altro è stato poco studiato, perché anche l'interesse della linguistica all'epoca era più sul mondo ladino, per poter anche i più onesti capire, almeno se fossero italiani, i più disonesti dire che erano italiani a prescindere. Ma c'è stato poco interesse per i dialetti trentini, che spesso vengono un po' trattati male, ritenuti un qualcosa che neanche quasi meritevole di analisi. Adesso, invece, da studiosi austriaci c'è un interesse rinnovato per i dialetti trentini, e c'è da dire che ci sono dei dialetti sicuramente lombardi, quelli che vengono chiamati trentini occidentali, quelli sono anche quelli forse in una posizione simile al mantovano, nel senso che si sono separati abbiamo perso. Sì. Ripeti il concetto perché ti avevamo perso, Brian, scusa. Dicevo che i dialetti lombardi trentino-alpini, scusate, trentino-occidentali sono tipicamente considerati pacificamente lombardi, in una posizione simile al mantovano, nel senso un lombardo che si è conservato. Vi sono poi dei dialetti che sono tipicamente considerati veneti, senza dubbio, e il resto è una bella domanda. C'è chi lo considera un gruppo autonomo gallo-italico, c'è chi lo considera un continuum, c'è chi traccia una linea tra dialetti più lombardeggianti, più veneteggianti, c'è tutta la questione dei dialetti anaunici, i cui parlanti si considerano ladini, ma i ladini non li considerano tali, e sono in una posizione un po' complessa anche loro, perché sicuramente sono più simili al lombardo che al ladino, però probabilmente sono magari un gruppo autonomo, non sono un dialetto lombardo molto conservativo, perché hanno caratteristiche proprie non di poco conto. Il trentino meriterebbe sicuramente di essere studiato di più. Sì. Ecco, e trovo curioso, per finire, il Trentino cosiddetto Alto Adige, Sud Tirol, noi qui in questa radio l'abbiamo sempre chiamato Sud Tirol, che quando i sudtirolesi si mettono a parlare italiano, a parte le sgrammaticature, no? Stendiamo un pietoso velo, ma è ovvio, è naturale, no? Perché lì la lingua è dell'universo teutofono, però tendono ad acquisire una cadenza veneta per assimilazione rispetto a Trento e a quello che arriva da sud, evidentemente, no? Brian. Comunque a livello di comunicazioni penso siano più legati a Venezia. In effetti c'è questo fenomeno dell'accento triveneto che comunque molti osservatori esterni iniziano già a sentire nella Lombardia orientale. Per noi è facile distinguere l'accento bergamasco da uno veneto, ma per una persona del sud Italia non è sempre così facile. Certo. Verissimo. Va bene. Ecco, abbiamo cercato di tracciare
questa pittura del mantovano così complesso, no? E comunque Mantova rimane una città affascinante, con Sant'Andrea che conserva addirittura il sangue di Cristo, secondo una certa tradizione. Ne parlo perché siamo in Settimana Santa, no? Proprio per cultura popolare. E poi tutto il resto, ovviamente, i laghi, i fior di lotto e compagnia bella. Grazie Brian. Grazie di tutto, io devo chiudere poi in solitaria la trasmissione. Tu hai qualcosa da dire? Hai citato quell'appuntamento, ce lo ripeti, il maggio poi per la visita in lingua locale di Milano? Ce la ripeti per favore? Pronto? Mi senti? Sì, ecco, quando ci porti, insomma, porti il popolo milanese alla visita in lingua locale, hai detto? 22 maggio, che è un giovedì, ti mando poi il link se vuoi. Sì, così lo ripeto le prossime volte. Ecco, 22 maggio, ore? Per le 15 sarà necessario prenotarsi perché i posti, ahimè, sono limitati. Certo. Dove esattamente l'appuntamento? Museo della Cagranda, dove c'è l'Università degli Studi. Dove c'è, bellissimo. Grazie Brian, un grande abbraccio, complimenti per tutto, ci sentiamo, grazie a te, a risentirci. Vi dicevo appunto, grande tripudio, apprensione per quello che accadrà nella Settimana Santa dal punto di vista proprio delle tradizioni popolari. La Settimana Santa rappresenta un po' l'apice del cosiddetto folklore, sì, brutta parola, insomma, comunque ci siamo intesi, del mondo italofono. Questo vale per il nord, dove abbiamo, ma ne abbiamo già parlato in altri anni, la grande rappresentazione della zona piemontese, di Romagnano Sesia e del Biellese. Poi abbiamo tante altra bella roba in Veneto, è inutile adesso star qui a ripeterci, in Umbria, ma se andiamo al sud io vi vorrei focalizzare su Taranto. Intanto, se non siete mai stati a Taranto, da qualsiasi parte voi veniate, dell'Italia, dell'Europa, del mondo, andateci, perché la città vecchia è assolutamente un gioiello, non in tutto il suo perimetro conservata benissimo, ma ovviamente si stanno facendo anche dei lavori di restauro. C'è anche un museo archeologico molto interessante all'interno della città vecchia, ma in ogni caso la città vecchia di Taranto è davvero molto originale, molto particolare. E appunto nella Settimana Santa i confratelli incappucciati, così sono chiamati, partecipano a un cammino di penitenza lungo 15 ore, pensate un po', evocando addirittura il sacrificio di Cristo. Ecco, una tradizione sociale e culturale che davvero quest'anno si rinnova, perché in alcuni anni precedenti è stata fatta nella zona nuova di Taranto, presso il Porto Sud, ma in realtà adesso ritorna finalmente nel seno della città vecchia. E lì appunto seguire questa processione, avere la fortuna, a noi è capitato anche in altre città, anche in Sardegna, ad Alghero, eccetera, ma in ogni caso si tratta proprio di un bijou, perché vedere questo mondo di fortissimo attaccamento alla tradizione, con questi incappucciati bianchi, no? Che guidano la processione, si prova una sensazione, un'emozione unica al mondo, al di là ovviamente del fatto che uno possa nutrire o meno quella quantità di fede necessaria, se vuole, insomma. Però io so che anche a Taranto convengono turisti, perlomeno da tutta la Puglia, ma anche da Napoli, da Roma e dall'Abruzzo, che sono interessati agli aspetti più estetici, artistici e rappresentativi di questo teatro vivente, appunto, che è la Settimana Santa tarantina. Voi andate e cliccate da Google appunto Taranto Cittavecchia Settimana Santa e lì troverete tutte le indicazioni possibili, ecco, in modo tale da poter assistere preferibilmente in ore serali, appunto, durante questa settimana a questo vendidì. È un patrimonio meraviglioso che va valutato non solo, ecco, ripeto, in chiave religiosa, ma in chiave comunque di bellezza, bravura
di tipo laico, nel senso che comunque si tratta di scene diciamo di teatro vivente che sono uniche al mondo in un certo senso. Un'altra nazione che è ricchissima da questo punto di vista è la Spagna, con la Settimana Santa di Siviglia, che è un'altra città stupenda. Non ci sono parole per descrivere la bellezza di Siviglia, però ecco, ce n'è anche di bella roba nel sud della Francia. È ovvio che il mondo cattolico, il mondo cristiano cattolico si esprime in maniera più forte da questo punto di vista. È altrettanto ovvio che nel sud Italia la Settimana Santa, ero anche in Sicilia per esempio, è sentita in maniera più forte, più profonda, più genuina, ecco, che al nord, laddove evidentemente il nord si è un po' deprivato, ecco, il nostro caro amato nord si è un po' deprivato di questa sostanza, di questa fede, di questa tradizione, di questo mondo appunto che ci lega a generazioni sicuramente passate. Quindi mi raccomando, ecco, se riuscite ad andare a Taranto, comunque avere in modo di utilizzare delle immagini, dei video da parte di qualcuno, vi darò anche dei riferimenti casomai per Facebook, in modo tale appunto che si riesca ad ammirare questa cosa, questa processione che, ripeto, poi incastonata nella bellezza monumentale, nei vicoli. Pensate che a Taranto c'è anche il vicolo più stretto d'Italia, no? C'è proprio, è un vicoletto che si passa a malapena, appena si è un po' più corpulenti. Andava bene per quei comici inglesi longilinei estremamente diciamo stretti, perché è il vicolo più stretto d'Italia. Ma poi, a parte appunto la cattedrale, tantissime altre realtà, brani di mura antiche, una colonna che rimane a dimostrazione che Taranto fu fondata davvero dal figlio di Poseidone, non dimentichiamo questa cultura della Magna Grecia che è collegata direttamente alla mitologia, ecco, quindi il figlio di Poseidone, quindi del re del dio del mare, fondò Taranto perché la riteneva la capitale del Mediterraneo. Ecco, sono tutte cose che vanno sapute nella stessa misura, attenzione, in cui ogni parte d'Italia difende la sua identità, e da queste radio sempre abbiamo proposto la difesa di una genuina identità che non può non passare anche attraverso la dimensione sacra. Ecco, la dimensione sacra che trova appunto il suo apice in questa settimana straordinaria di Pasqua. Ho detto della dipartita di Franco Abruzzo. Io avevo avuto modo di conoscere sua sorella all'università, la famiglia era originaria di Cosenza, poi appunto andando ad abitare a Sesto San Giovanni, il presidente dei giornalisti lombardi, Franco Abruzzo, aveva avuto modo di amare tantissimo anche la Lombardia, nella stessa misura in cui amava la sua Calabria, e di portare avanti un discorso non facile, sul quale adesso io non mi esprimo tecnicamente o giuridicamente, appunto, di difesa dell'ordine dei giornalisti, ma la sua maniera, insomma, con un acume, con un approfondimento, con una capacità di far valere il ruolo del giornalismo oggi, ecco, in un tempo che è cambiato, perché poi lui adesso è morto 85 anni, ma ha cominciato a interessarsi della cosa sui 30-40, quindi ha visto quanta evoluzione c'è stata dal cartaceo al digitale, ma poi tantissime altre sfumature che adesso nel mondo giornalistico chi fa giornalismo sa e conosce benissimo. Un'ultima battuta, me lo permetterete, su guardate, non c'è nessun riferimento a certi cognomi. Io appena ho saputo che Alessandro Sallusti ha scritto un libro dal titolo L'eresia liberale, io sono andato a comprarlo, lo sto leggendo, ve ne riparlerò sabato prossimo. Ci voleva questo tipo di libro.
Io non ho nascosto mai al mondo intero, tantomeno agli utenti di questa radio e ai suoi ascoltatori, che facevo parte della Gioventù Liberale. Quindi la mia rimane una formazione marcatamente e profondamente liberale e naturalmente coniugata a quella che è tutto, diciamo così, un progetto più specificatamente leghista, che è, diciamo carica il liberalismo di un surplus, di un valore aggiunto straordinario che è dato dall'identità. Ecco, ma identità senza libertà non esiste, la libertà a sua volta senza identità non esiste, siamo d'accordo. E io ebbi modo di tracciare il ruolo eretico del liberalismo in una conferenza che tenni a Verona, molto giovane, ancora molto giovane, ebbi modo di parlare appunto dell'eresia liberale, così la chiamavo anch'io, proprio per la capacità di riuscire a trovare diciamo la quintessenza della vita politica nella sua forza, nella sua elasticità, di capire posizioni anche contrapposte in una dimensione certamente di difesa di quelli che erano i sacri principi di Locke. Questo diciamo è inevitabile, appunto, proprietà, sicurezza, libertà in senso lato, sono tutti concetti che comunque sono patrimonio anche assolutamente del federalismo, non possono essere disgiunti dal federalismo, quindi avremo modo sicuramente di parlare anche di questo libro. Io mi avvio alla conclusione, ovviamente siamo all'inizio della settimana santa. Per chi ci crede è una settimana, a parte il mondo folk, decisiva, importante, straordinaria. Mi sembra che la dimensione cristiana sia in crisi nella sua fondatezza logico-filosofica, avrebbe detto Wittgenstein, no? E quindi abbia bisogno, per chi vuole, per chi ci crede, perché è interessato a quel discorso lì, no? Una concentrazione particolare che non potrà non terminare proprio nella giornata di Pasqua stessa. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.